Ciao ragazzi, sono le 11, è ora di cicchetto. Buongiorno signori, e ora qua abbiamo il sardo in sapore, il polpetto con le patate, la poentina con lardo e gli alici con la buratina, fatto tutto da noi altri, come una volta, come a Venezia. Il Baccaro è la tipica osteria veneziana di impronta popolare, dove per esempio vengono servite le ombre, ovvero il vino, ma soprattutto dove si possono gustare i cicchetti, questi bocconcini sfiziosi che vengono anche chiamati spunciotti, questa parola che proprio ti riempie la bocca. E questi bocconcini sono nati originariamente con il pesce, vista la localizzazione, ma oggi vengono felicemente serviti anche con la carne, con il formaggio, con le verdure, i sottaceti, il fritto. Insomma, sono delle preparazioni semplici anche nel consumo perché non richiedono le posate. Le potremmo definire come i precursori del finger food. Ma il Baccaro è un luogo da pasto o da aperitivo? È un luogo per entrambi dove incontri i tuoi amici, puoi stuzzicare qualcosina e con 2 ciacole puoi mangiare dell'ottima cucina. Qual è la poesia, la magia del Baccaro? È il ritorno alle nostre origini, è quel posto che riconosci sempre, che ti ricorda quando eri piccolo, dove entri e ti senti a casa. Parli per esperienza vissuta? Sì, certo, perché fa parte delle nostre origini venete e quindi il ritorno a casa lo senti quando entri in un posto del genere. Sapete perché si chiamano Baccari? Esistono più ipotesi. La prima è quella del richiamo al dio Bacco, il dio del vino, un parallelismo immediato. Altri invece parlano di far baccaro, ovvero far festa, e del resto anche nel veronese il baccanale del gnocco in particolare, richiama questo significato. Poi c'è una terza ipotesi, forse la più accreditata. I Baccari erano quelli che un tempo dall'entroterra andavano in piazza San Marco per vendere il loro vino che era prodotto nelle loro terre, quindi si trasferivano lì per venderlo in piazza San Marco. Ed è anche da lì che deriva il nome di ombra per il vino. Sapete perché si dice bere un'ombra di vino? Perché un tempo, quando non c'erano i frigoriferi, cosa facevano questi vignai, questi vignaioli? In piazza San Marco spostavano il loro banchetto in funzione dell'ombra del campanile di San Marco, quindi continuavano per proteggerlo, per proteggere il vino, altrimenti si surriscaldava e diventava così imbevibile. E adesso, seconda carrellata. Buondì signori, e ora qua abbiamo il crostino con la pancetta affumicata dagli altri, il crostino con la soppressa, il paninetto col prosciutto di Montagnana, e ovetto con la ricetta e il bancalà come una volta. L'avete capito? L'avete da venire? Perché piacciono i cicchetti? Perché li puoi condividere con gli amici, puoi assaggiare tante cosine in un solo momento, puoi prendere il baragozzo, puoi prendere la gondola e quindi stuzzicare tantissimi differenti tipi di gusti. Perché un ritorno all'origine allora? Perché fa parte del nostro passato. Quando eravamo piccoli eravamo abituati ai nonni che ci portavano a stuzzicare
qualcosa e quindi è sempre un bel ricordo. Può conoscere un'evoluzione il cicchetto? Sì, certo, perché comunque è una sorta anche di cucina leggermente rivisitata, e quindi è un incontro tra quello che è il nostro passato e quello che è il presente e il futuro dei giovani. Solo dei giovani? Non solo, per tutti. Insomma, il Baccaro è un posto davvero speciale, un luogo che nella sua semplicità invita alla convivialità, allo stare insieme, all'assaporare sapori semplici per l'appunto. E lui è Federico, il nostro cerusico, quello che ci ha accolto prima. Piacere. E per concludere, Federico? Beh, ricordivo che poente osei se mangia coi dei e carne e pan se mangia coi man. Come ma? E l'ombra? E l'ombra Assolutamente. Sai che è vero Beati che diciamo gotto a questo? Gotto. Gotto, Ok, anche gotto. quello se bevi comunque con la bocca. Ciao ragazzi, viva il Baccaro. Cin cin, salute.